Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su RC Radio. Cari amici ascoltatori, eccoci qui come ogni sabato, 30 minuti con Bruno Zanette. Vi fa compagnia anche oggi. Sono qui in compagnia di un personaggio che ho conosciuto in questi giorni e che ho apprezzato per la sua capacità di raccontare le storie del territorio nel quale lui va con la fotografia. Renato, ciao Renato. Ciao Bruno, ciao. Vettorato. Ciao, Vettorato, sì. Renato Vettorato. Ma prima mi raccontavi delle tue esperienze, delle tue prime esperienze. Sono partite tanti anni fa, qualche anno fa, con anche la cinematografia. Sì, direi che sono partito con quello perché io a quei tempi abitavo a Milano e ho iniziato chiaramente con un cinema amatoriale in Super 8 e 16 mm e ho iniziato questo. Poi purtroppo il cinema in pellicola è un po' decaduto, si doveva passare naturalmente a questi nuovi strumenti con costi molto esagerati a quei tempi, pertanto ho preferito tornare alla fotografia. Ecco, parliamo di fotografia. È una passione per te la fotografia? Sì, è una passione, anche se ormai fotografo ormai da 45 anni, insomma, un buon tempo, diciamo. Io ho dato un'occhiata molto velocemente perché sarò presente alla prossima tua mostra, poi parliamo di quelle del passato. E ho dato un'occhiata a qualche foto che tu hai fatto e nell'insieme della foto tu racconti il personaggio, o racconti l'oggetto, o racconti il piatto, perché mi dirai, anzi a proposito di piatto, lo sai chi è il sostenitore di questa trasmissione? Non lo immagini neanche. No, francamente no. Spero che sia anche tuo amico, è Alberto Stocco di Ca' del Poggio. Perbacco. Dove il prosecco incontra il mare. Mare. Fantastico. Guarda, io ogni volta che nomino il mio amico e la famiglia Stocco, che è proprietaria di Ca' del Poggio, mi viene in mente questo slogan che ha coniato Alberto, dove il prosecco incontra il mare. Fantastico. Ormai mondiale. Direi che è fantastico, anche perché la posizione si presta molto a questo slogan, diciamo, esatto. Da lì si può quasi vedere il mare in belle giornate. Certo. Sì, Alberto è un amico, devo dirti che effettivamente è un amico mio. Tra l'altro lui sarà lo sponsor della mia mostra, nel senso che farà il rinfresco quella sera, l'8 dicembre. E adesso raccontaci l'8 dicembre, poi andremo a scoprire anche il passato. Sì, però allora, raccontaci l'8 dicembre cosa hai in mente. Lo racconto subito. E le telecamere, i nostri amici che ci stanno ascoltando sono là. L'8 dicembre, io sono originario di Vittorio Veneto, pertanto dopo alcune mostre... Vittorio Veneto? Sì. A proposito, Sì. Ma sai perché tu sei qui? Perché un grande personaggio mi ha raccontato di te. E questo è un altro personaggio che conosco o non conosco? Forse la conosci, Dimmi un una po'. certa Emanuela. Perbacco, Emanuela da Rossa, la direttrice del medicinale, diamine. È una birichina perché doveva essere qui con noi oggi. È una birichina oggi, sì. Purtroppo sì, mi dispiace, poi le telefonerò in effetti, per tirarle un po' le orecchie. Comunque noi la salutiamo, le mandiamo un bacio e un grosso abbraccio. Ciao Manu, ciao. Bene, ecco, torniamo, io sono di Vittorio Veneto, io ho all'attivo 5-6 mostre fotografiche, però prevalentemente le ho fatte tutte a Castelfranco Veneto, in un bellissimo posto, in un bellissimo teatro, che è un teatro del Settecento, e ho fatto le mie prime 3 mostre, facce da chef, facce di vite e facce di gusto, proprio quest'anno a gennaio. Devo dire che io ho collaborato e collaboro tuttora da 11 anni con la rivista enogastronomica Papageno, rivista del nord-est e delle 3 Venezie, Slovenia, Croazia e Austria, perciò ho una buona conoscenza appunto di piatti e di ristoranti e cose del genere. Pertanto questo è diventato un po' il mio settore. Peccato che non ci siamo conosciuti prima, perché peccato. Beh, io avrei potuto comunque testimoniare, se non altro, quello che poi tu rappresentavi nelle foto. Sai, io sono
un buon gustaio. Ti ho visto e potevi testimoniare con i piedi sotto la tavola sicuramente. Certamente. Come facciamo, certo, come faremo poi da Alberto. Come faremo, certo. È chiaro che dopo alcune mostre fatte a Castelfranco che hanno ottenuto un buonissimo successo, si è svegliata Vittorio Veneto. Ma come? Tu fai le mostre sempre a Castelfranco, ti sei dimenticato di Vittorio? No, io non mi sono dimenticato. Francamente mi hanno chiamato loro, io non vado a chiedere in giro. Loro mi hanno chiamato, ho avuto successo, detto fatto, facciamo una mostra qui. E ho inventato questa mostra, inserendo anche gli artigiani, gli artisti intesi come pittori e scultori e i produttori non gastronomici, per rimanere sempre in tema. Ho fotografato per un po' di tempo, ci ho impiegato 8 mesi a fare queste foto, 8 mesi con alti e bassi, difficoltà chiaramente, ma però tutto molto bene e l'8 dicembre mi auguro e faccio un invito anche a quelli che mi stanno ascoltando, venite a Vittorio Veneto alla Torre dell'Orologio a Serravalle dove ci sarà questa mia mostra. Visto che ho visto già chi l'ha vista, mi sono impaperato un po', chi l'ha vista dice che sono delle foto molto belle, ma lascio giudicare voi che verrete naturalmente. Ma tu lo sai che non sarai solo ascoltato, tu prima hai detto quelli che ci ascoltano, ma quelli che ci vedono, perché noi lavoriamo su una piattaforma realizzata circa 2 anni fa da Gianfranco Ceschin che si chiama Veneto Globe, quello che vedi scritto. Quello che vedo scritto, sì, perfetto. Veneto Globe è nato, è un'associazione oltretutto, è diventata un'associazione quest'anno e si propone di sviluppare nel territorio la conoscenza del territorio con i nuovi mezzi di informazione che sono il web, che sono streaming, che sono la radio, un vecchio mezzo di informazione però visto come nuovo, con un nuovo vestito e difatti la nuova Radio Conegliano che è naturalmente gestita oggi da Veneto Globe, nel suo insieme vuole portare nel mondo tutte le peculiarità del nostro territorio, ma non solo perché, guarda, poco tempo fa siamo andati a intervistare uno dei nostri personaggi più graditi, sono tutti graditi i personaggi che noi intervistiamo, ma è stato Dario Fo. Dario Fo è un grandissimo personaggio e ne abbiamo in mente tanti altri. Perciò, come mai Dario Fo milanese con il Veneto? Perché un anno fa è stato premiato dal premio Civilitas, però lui non è riuscito a venire per la sua salute, diciamo, un po' precaria in quel periodo là, allora ha mandato il figlio, però ci voleva anche lui, e allora abbiamo pensato, tramite il nostro amico Darè, Darè Bibanesi, Darè Bibanesi che è dentro nella mia precedente mostra. Ecco, vedi. Beppi, ecco, sì. E Beppi Darè, siamo andati a casa sua a Milano e l'abbiamo intervistato. Allora, quando prima parlavo di personaggi, qui da noi già da 2 anni passano dei personaggi importanti. Oggi ci sei tu, c'è stata anche l'Emanuela Daros. Dirò non che sono così importanti, ti ringrazio. Guarda, che colui che ha esperienza di un certo tema o di una certa artigianalità, perché fare il tuo mestiere è un mestiere da artigiano, difatti poi ci racconterai perché la nuova mostra, no? Per noi sono dei personaggi, perché sono coloro che trasmettono alle future generazioni quello che noi vorremmo trasmettere di bene, perché il male viene già trasmesso dalle televisioni purtroppo, tutti i giorni, e allora non vogliamo entrare in quello e restiamo fissi sulla tua mostra dell'8 dicembre. Bruno, tu dicevi appunto che vuoi far conoscere le particolarità e le eccellenze della zona. I prodotti di enogastronomia qui da noi abbondano, direi. Certo, no? Ecco, certo. Io ho scelto questi temi nelle mie mostre, appunto dicevo, perché prima collaboravo con questa bellissima rivista Papageno, proprio perché si parla esclusivamente di cibo, di vini, insomma, in pratica. Certo. Qui noi ne abbiamo, direi, in abbondanza, no? Sì, non abbiamo solo il Prosecco come vino, ne abbiamo tanti altri molto buoni, però il Prosecco è quello che ha preso il posto dello champagne, fortunatamente, diciamolo fra virgolette. Beh, ma qui vicino abbiamo il Ramoso, tra l'altro, no? Qui del Piave, no? Giusto, Ramoso è ma poi il cibo, non lo so, io
andiamo verso il cibo mio preferito e quello che ha un gusto straordinario. Qual è? Al di là del pesce. Il pesce è qualcosa di straordinario, però il cibo che noi siamo abituati fin da bambini. Sono le carni bianche e le carni grasse, I salumi, i maialini, cioè il musette. Ma sai che io e te... Finisci perché ti viene la colina in bocca, mi raccomando. sta già venendo e ti posso dire che devo fare una trasmissione con Armando Zanotto. Con Armando, sì. Che è il grande Armando, lo saluto anche lui. Io ho già fatto ex Trepanoce. Ex Trepanoce, ma ho già fatto con lui delle trasmissioni. Con Armando è un simpaticone, veramente. Certo. Quando sono con lui faccio un inciso, dopodomani sono suo fratello, ai Gambrinus, al premio Gambrinus. Ecco, vedi? E con lui io farò appunto le eccellenze del territorio a tavola nelle prossime settimane. Farò una trasmissione. E lui è molto lo voglio coinvolgere. Molto disponibile e molto simpatico. Sì, sì, no? Simpaticissimo. E allora... Inappetente o no? Non penso. No. Allora senti, vai avanti con le foto perché altrimenti parliamo di gastronomia. Parliamo di gastronomia, sì, andiamo fuori dal tema. No, non è che stiamo fuori dal tema, il tema è questo. No, il tema è questo. Il tema è questo. Allora, stavo dicendo appunto 3 mostre fotografiche, le precedenti, Facce da chef, ogni 2 anni, biennale, Facce di vite e Facce di gusto, che è stata presentata a a gennaio di quest'anno. Poi queste mostre le ho sempre trasferite a un ristorante al Perché di Roncade, dove oltre alla mostra facevamo una grande cena, con tutti i personaggi. Tu prima hai citato Beppi da Re. Beppi da Re era nella mia precedente mostra Facce di gusto perché è un personaggio, è uno che ha dato molto al territorio, certo, con i suoi libanesi. Mi sta dando molto. E mi parlò a suo tempo proprio di Dario Fo, che è molto amico, come amico di Petrini, come amico un po' di tutti i personaggi. È stato grazie a lui che Dario Fo, e ti dico così piano piano, ho intenzione di coinvolgere ancora Beppi, no? Anche Armando è stato determinante, suo figlio Armando da Re, è lui che siamo andati con lui a Milano, certo. Perché vorrei portare Dario Fo a Conegliano a fare uno spettacolo qui alla Zoppa Sarena, ma diciamolo così, ma poi bisogna che mi metto in moto. No, bisogna mettersi in moto. No, volevo dire una cosa, Beppi era nella mia precedente mostra Facce di gusto, perché naturalmente i libanesi rientrano in quel settore. Volevo metterlo anche in questa mostra perché qui dentro ci sono degli artisti. Lui è un grande scultore. Sì. Però l'ho detto, Beppi, t'ho appena messo dentro, non posso metterli questa volta. Mi dispiace, francamente, perché fa dei cristi che sono bellissimi. Che parliamo di altri personaggi, non parliamo di te, però mi fai venire in mente l'ultima scultura che ha fatto e l'ha portata proprio a Dario Fo. Non so se te l'ha raccontato. No, questo mi ha detto che l'ha portata. Vai a trovarlo, digli che te l'ho sfilata lì. L'ho invitato alla mostra, l'ho invitato. Benissimo. Dovrebbe venire, spero che venga. Parlaci delle... Quali saranno i personaggi della tua... I personaggi sono tutti personaggi, mentre le precedenti mostre erano delle 3 Venezie, ho fatto una scelta particolare. Ho preso la sinistra Piave, praticamente la nostra zona. Perciò Treviso non è dentro. Partiamo da Valdobbiadere per arrivare sino a San Donà di Piave, che fa parte della sinistra Piave, perché è appunto la parte della sinistra del fiume. Sì. E ho messo un po' di personaggi, artigiani, fabbri, pittori, scultori e poi naturalmente, come dicevo prima, persone, tra l'altro c'è dentro un barbiere, c'è dentro perché sono artigiani. Adesso sono anche un po', diciamo, emozionato. Ecco, qui abbiamo un falegname, abbiamo il ciabattino, lo scarper per dire, abbiamo il vecchio tipografo, abbiamo un po' il gioielliere, l'orefice, l'orologiaio. Chi mi hai messo dell'orologiaio? L'orologiaio è uno di Vittorio Veneto. Sai, io vendo orologi. Tu vendi uno di Vittorio, come si chiama? L'orologiaio. Speranza. Speranza. Il figlio perché continua nell'attività del padre. Sì, certo. Ecco, c'è il mugnaio, il vecchio mugnaio, c'è qui vicino a
A Vittorio, come si chiama il paese che mi viene in mente adesso? A Corbanese c'è un vecchio mulino, tu lo sapevi? No. C'è un vecchio mulino che fa della farina per polenta. So che bisogna andare alle 5 del mattino a prenderla, così mi hanno detto. Io sono andato un po' più tardi a fare la foto comunque. Bene, e quante foto esponi? Sono 42 perché lo spazio che il comune di Vittorio mi ha dato è la torre dell'orologio a Serravalle, che l'hanno appena ristrutturata per fare appunto queste manifestazioni e mostre. E sono 42 personaggi. Ma che dimensioni sono? I quadri le immagini sono 50 centimetri di altezza per 38, mi pare. Sì, un 50-30, insomma. 50-30. Bello. Ci va anche un'altra definizione. No, sì, sono stampate molto bene, dirò. E c'è una particolarità. Me le ha stampate un amico fotografo di Pieve di Solivo. E c'è una particolarità. Sono in bianco e nero con il particolare a colore, vale a dire il prodotto o lo strumento. È una cosa che... Sto vedendo adesso. Sì, le vedi adesso, appunto. Il calzolaio, sì. Tu l'hai fatto in bianco e nero. Sì. Facciamola vedere. Sì, vediamo se si vede. Se si riesce a vedere. Riflette un po'. Sì. La regia con un primo piano, eccola anche lì. se riflette, eccola qua. E comunque le foto le vediamo scorrere adesso. Io poi le farò scorrere dietro, man mano che scorrono dietro di noi, certo. le vedremo. No, devo dire una cosa, chiaramente ci sono delle foto alle quali sono più affezionato, anche perché ho trovato, permettimi, te ne faccio vedere una. Fai vedere i particolari, vedi? Sì. È in bianco e nero e c'è la traversa. Certo. La traversa e il martello e la scarpa. Il martello, colorati. Ce n'è una che... Grazie regia. Ci dai ancora un po' di tempo, regia? Ci dici quanto tempo abbiamo, perché così nel frattempo noi andiamo a nominare ancora il nostro amico Alberto Stocco di Ca del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare, ma poi lo vedremo di nuovo. Bene, abbiamo ancora parecchio tempo. Sì. E sai, siccome 30 minuti sembrano tanti, però scorrono talmente veloci, girano talmente veloci a proposito di orologiaio, prima le lancette, che ci troviamo alla fine e non abbiamo detto niente. E non abbiamo detto, non tutto, non abbiamo detto niente. Perché e con niente? te, perché ci sono tante cose da dire, perché tu avrai tante cose da raccontare. Allora io ti lascio la parola, ti racconto, che te l'ho accennato prima, una cosa che faccio stasera a Treviso, a Villorba per l'esattezza. Io ho fatto molto anche il gioco a tennis, e sono molto appassionato, gioco ancora alla mia veneranda età a tennis, però ho fatto anche il fotografo di tennis a manifestazioni internazionali, Coppa Davis a Roma, eccetera, eccetera. È una bellissima esperienza, anche quando non c'era il digitale, che era un po' più difficile di una volta. Sì, adesso nell'80 fa tutto da solo le macchine. Certo, nell'82, quando sono tornato qui a Treviso, ho girato un film sul vecchio Tennis Club Treviso e stasera, sono passati 33 anni, lo ripresento e ci troviamo con vecchi amici, giocatori di tennis che molti ormai non giocano più perché l'età è quella che è. E è una serata conviviale, ci saremo una cinquantina di persone, tra cui anche l'assessore allo sport del comune di Treviso. È una bella cosa, ci tengo molto a questo film perché è stato girato ancora con strumenti, vecchi metodi in pellicola, pertanto tutto differente dal digitale che esiste adesso, che è tutto molto più facile, per carità, bisogna saperlo operare, però è molto più semplice di una volta. Una volta si tagliava, si incollava con l'acetone, eccetera, eccetera. Esperienza molto, molto interessante. Io poi, negli anni, quando ero più giovane, ho girato il mondo, ho fatto dei bellissimi documentari in Argentina, alle Maldive, in Sudafrica, ho fatto delle belle cose, documentari che ho ancora lì fermi, che purtroppo bisognerebbe trasportare nei nuovi sistemi, però purtroppo sono molto costosi. Senti, è un piacere parlare con te perché a parte che saltiamo un po' dal passato al presente e al futuro, dicevi l'età, guarda che l'età è è soltanto una, come si può chiamare, una pentola, no? Che ha del contenuto. Tu hai tanto contenuto e hai tanto da raccontare, te lo dicevo già prima. Peccato che l'Emanuela
non ci sia perché potrebbe... sì. Avremmo fatto veramente... Sì, perché lei mi conosce molto bene. Allora, visto che questa età, questa pentola, questo recipiente, chiamiamolo questo mi piace recipiente. pentola, sai perché? Sì. Perché io sono una pentola ancora in ebollizione. Su questo è vero, sono una pentola in ebollizione. Infatti ho detto che è un piacere stare qui con te, ma mi prometti che quando riconsidererai il tuo tempo, lo razionalizzerai di nuovo, troverai degli spazi anche per me, verrai qui, raccontiamo la tua vita, raccontiamo la fotografia, raccontiamo delle cose che fa piacere anche sentire i nostri ascoltatori. Posso dirti di sì subito? Grazie. Bene, grazie. allora ti dico di sì, però io sono un uomo di parola. Fino a poco tempo fa dicevo sono uno svizzero. Diglielo loro. Dicevo fino a poco tempo fa, sono uno svizzero tedesco-austriaco. Quei casi che sono successi, adesso sono solamente svizzero-austriaco, chiaramente. Ho tolto il tedesco. Mi piace un po' scherzare, Bruno, sì, naturalmente. Sì, sì. Beh, ma guarda che sei rimasto un po' cruco, Sei rimasto un po' sì, cruco. Dici? Rimanendo in Austria, Dici? Sì, ma anche sì. la Svizzera, sai. Chiaro. No, ma era per la precisione, Sì, perciò sì, se ti dico sì e sì, Perfetto. vengo ancora a trovarti. Perfetto. E mettiamo su qualcosa assieme. Certo, dai. benissimo, In questa piattaforma che ha bisogno di ospiti, di artisti, di personaggi, ha bisogno del volontariato, perché un'associazione questa piattaforma può stare in piedi grazie al volontariato, sai, perché altrimenti è difficile oggi. Sai benissimo cosa vuol dire fare radio, fare televisione. A parte che non ci servono più i grandi mezzi di una volta, basta una piccola telecamera. Sì, bastano sono degli E strumenti. la buona volontà. E la buona volontà. Quello è il grande patrimonio del Veneto, è il volontariato, e noi abbiamo puntato su quello. Vedrai cosa riusciamo a fare. E tu farai parte della grande famiglia. Ti ringrazio di questa proposta che tu mi hai fatto e ti voglio dire questo, cioè io sono un fotografo come tanti altri, un mediocre fotografo, per carità. E quello che mi spinge non esiste. Vabbè, dai, No. non mi voglio pompare, insomma, dai. Sei un umile fotografo. Bene. Poi ricordati, non dare mai il termine, no? Piccolo, grande, medio, mediocre. No, l'umiltà è un grande valore intanto. E allora nell'umiltà dentro c'è il contenuto che viene valutato da chi poi vedrà le tue opere. Ecco, però ti dicevo questo, per dire questo, sei un grande. Che mi porta avanti è la grande voglia di fare, e la grande passione che ho di questo. Sì, altrimenti. Perché soldi, come hai detto tu, non ce ne sono. Difatti non queste mostre qui me le sono praticamente autofinanziate, insomma, perché creiamo anche un catalogo della mostra che poi vendiamo. E tra l'altro, il giorno dell'inaugurazione della mostra, quando i cataloghi che verranno venduti quel giorno, come ho fatto precedentemente, verranno donati a un'associazione Onlus. Le ultime 2 mostre le abbiamo date all'Advar di Treviso. Qui a Vittorio Veneto l'associazione che fa questa mostra si chiama Associazione Zeneda, li darà a delle persone bisognose dell'Unione Ceneda. Certo. Bene. Io qui devo, se posso permettere di fare un ringraziamento oltre all'associazione, devo ringraziare anche l'assessore al comune di Vittorio Veneto alla cultura, che ha voluto fermamente questa mostra qui, fortemente. La dottoressa Antonella Uliana. Sì, conosco. Sì. Mi sono trovato molto bene. Ecco, veramente. dicevamo prima le peculiarità e le eccellenze del territorio, parliamo di cibo, parliamo di tavola, parliamo di cultura anche, perché la tua è cultura. È cultura, sì. Cioè, e il Veneto ha l'arte, la cultura e la gastronomia, no? L'abbiamo detto prima, abbiamo nominato Cadelpoggio, Alberto Stocco di Cadelpoggio, colui che mi ha fatto innamorare del suo slogan, dove il prosecco incontra il mare. È una cosa straordinaria, perché lui è riuscito ad abbinare quello che è il gusto del mare, perché lui ha fatto, la sua famiglia ha fatto una grande esperienza al mare, e l'ha portato nelle colline
io le chiamo di Conegliano, anche se è San Pietro di Feletto, sì, beh, ma... non se la prenda il sindaco di San Pietro di Feletto, perché Conegliano e San Pietro di Feletto io le vedo come due cose in una, sì. Perché le colline di San la Pietro posizione, di come ho detto prima, è bellissima, è una cosa straordinaria. È lì dove il Prosecco incontra il mare, perché c'è il buon Prosecco, viene da lì. Dimmi una cosa, ma tu eri alle 2 manifestazioni che ha fatto col Prosecco quest'estate? Sì, c'eri? Sì. Io ero lì che fotografavo. Allora, il fotografo ero io. Ho capito. Mi chiama sempre, Sì, che poi l'anno prima è venuto su anche René Canzian. Sì, io ero già andato via, per la verità. Sì. Adesso mi ricordo. Ti ricordi? Sì, adesso mi ricordo. Ma sai, il conte, la pentola... comincia a ruinarsi. Però è sempre in evoluzione che la tua. In evoluzione come l'importante è quello, l'importante è quello. Guarda, avevo ospite 2 settimane fa, mi sembra. Sì. Avevo un ospite anche lui eccezionale, al quale ho fatto una domanda e parlavamo di età, no? Siccome lui è un grande personaggio, lo devo rinominare, forse lo conosci anche te, perché è un veneto trapiantato in America, è un ricercatore, ecco lui che ha trovato nella ricerca contro i tumori, ha trovato delle soluzioni straordinarie, si chiama Maurizio Zanetti. Vedi che serve anche la regia ogni tanto. Ogni tanto serve, sì. Poi noi abbiamo un personaggio che è grande, è di Vittorio Veneto lui, sai? Anche lui? Sì, è di Vittorio Veneto. Stavamo dicendo, sì, Maurizio Zanetti è un... Tu l'hai intervistato qui? L'ho intervistato qui e a lui ho fatto un nome, ho fatto una domanda, scusa, e gli ho chiesto, ma con tutte le straordinarie soluzioni che troviamo con la ricerca, i tumori vengono debellati, le malattie vengono debellate, noi vivremo come Matusalemme? Sì, mi fa sì. Matusalemme aveva tanti anni, ma bisogna vedere a quei tempi come era misurato il tempo. Certo. Beh, però noi basta arrivare sui 120, cosa dici te? Sì, allora, vabbè, anche 110 mi anche accontenterei, 110 possiamo accontentarci, però con quello che troviamo di eccellenza sul nostro territorio, a parte l'arte delle tue fotografie, noi vivremo più di 110 anni. Grazie. Fatta? Fatta. Benissimo, abbiamo fatto l'accordo. Allora, raccontami com'è venuta l'idea della prima mostra? Torniamo alla torniamo alla prima mostra, cioè alla tua arte, perché sennò divaghiamo troppo e raccontiamo la prima mostra io ho avuto, come si suol dire, un colpo di fortuna, perché sai, nella vita ci vuole anche quello, ecco. Collaborando con la rivista di enogastronomia Papageno, collaborava un giornalista, per hobby giornalista, ma di lavoro un dentista, che poi è stato anche assessore del comune di Castelfranco. Un giorno eravamo a Venezia insieme e mi ha detto: tu hai tante fotografie di chef stellati e non, perché non facciamo una mostra facce da chef? Bellissimo anche il titolo, facce puntini da chef. Per Bacco, ho detto fatto, la facciamo, non c'è problema. Però, seconda cosa, entra l'assessore, soldi non ce ne sono. Ho detto, amico mio, è benissimo, io faccio la mostra, però non posso spendere un sacco di soldi per... Allora, ci pensiamo noi a fare la stampa era una cinquantina, 36 per l'esattezza. La mostra è andata molto bene, loro hanno stampato un po' di cataloghi, hanno stampato 500 cataloghi, e da lì che è partita l'idea dei cataloghi poi successivi. E mi hanno detto: però sai Renato, mi hanno detto, noi abbiamo investito dei soldi, dovremmo vendere questi cataloghi. Per Bacco ho detto: non c'è mica problema, gli chef li vendo io. 2 giorni li ho bruciati, mancavano cataloghi. La seconda mostra, praticamente loro hanno mandato lo spazio dopo 2 anni, e me la sono autogestita. Praticamente abbiamo scelto i personaggi assieme, facce di vite, Vignaioli delle Tre Venezie, e abbiamo stampato, pensa un po' te, 1500 cataloghi. Però, sì. Beh, una bella sì. Sì. Venduti quasi tutti, praticamente la mostra si è autofinanziata. Sì.
La terza, quella di quest'anno, gennaio, facce di gusto, più o meno anche qui 1500-1600 cataloghi. Di questa qui invece, l'ultima che presenterò, artigiani, sì, artisti e produttori enogastronomici della Sinistra Piave, ho stampato la bellezza di 1400 copie. Bene, bene, io ti auguro, guarda, siamo alla fine, siamo veramente arrivati alla fine della trasmissione, vedi che i 30 minuti volano, stravolano, e così invitiamo le persone che ci stanno vedendo e che ci stanno ascoltando alla mostra che... Allora, l'abbiamo fatto prima l'invito, lo rifaccio ancora, martedì 8 dicembre a Vittorio Veneto, località Serravalle, alla Torre dell'Orologio, quella bellissima torre dove passano sotto le macchine, c'è la mostra. Apre la mostra alle ore? Ah, scusa, bravo. 17:30. Ci seguirà anche un piccolo rinfresco poi con i prodotti che voi vedete in mostra. Venite, che vi aspetto. E lì troveremo il nostro amico Alberto del Poggio. Troveremo Alberto, sempre presente. Alberto, perché lui mi fa il rinfresco, mi dà una mano a fare il rinfresco. E allora, con lo sfondo del ristorante Releca del Poggio, noi ti auguriamo, noi di Veneto Globe, ti auguriamo una mostra straordinaria, che abbia un grande successo, ma visto il personaggio che sei, penso che il successo ce l'abbia. Io ti ringrazio per essere stato con noi. No, io ringrazio voi che mi avete dato questa bella opportunità e non vi conoscevo. Racconterai all'Emanuela se ti sei trovato bene o male, perché sai, l'Emanuela è una critica d'arte. Lei è critica, però tiriamo l'orecchio all'Emanuela che non è venuta. E noi la critichiamo. Io vi ringrazio ancora voi di questa opportunità, ringrazio chi mi ha ascoltato e vi aspetto numerosi alla inaugurazione della mostra. Grazie Bruno, grazie a te. Grazie. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.